15 positivi tra giocatori e dirigenze dell'Asiago Hockey, un focolaio quello che l'Ulse 7 sta cercando di tenere sotto controllo nell'altopiano e che sta impegnando tutte le autorità a partire dai comuni. Diego Rigoni, consigliere delegato alla sanità di Asiago e assessore dell'Unione Montana, delinea il quadro preciso. Ci sono 3 persone che sono indefinite, c'è 3 tamponi che sono indefiniti, ci sono altri 6 persone che sono positivi, che sono tra i familiari dei giocatori a stretto contatto. Quindi alla fine noi abbiamo poi un dato che è quello di isolamento fiduciario, che è di circa 177 persone. Tra i giocatori sicuramente positivi anche giovanissimi che stanno frequentando l'Istituto Superiore Mario Rigoni Stern e la scuola media di Asiago. 6 le classi in isolamento fiduciario, chiusa la scuola dell'infanzia di Rozzo, dove è positiva una delle 2 insegnanti che vive ad Asiago. Ma il comune, spiega il vice sindaco, è Covid free. Il comune è Covid free, abbiamo avuto questa mattina l'esito dei tamponi dell'asilo, dei bambini, delle maestre e anche delle bidelle della cuoca, e per fortuna tutti risultano negativi. 15 bambini che hanno fatto il tampone, 2 non erano a scuola nei giorni scorsi. Per ora l'asilo resta chiuso. Adesso l'asilo rimane ancora chiuso perché il giorno 7, fra 7 giorni, rifaranno il tampone comunque per seguire i protocolli previsti dall'ULSS, e di conseguenza aspettiamo l'esito anche di questo tampone e poi la dirigenza deciderà naturalmente per la riapertura delle scuole. I tamponi continuano anche in queste ore, massimo l'impegno dell'ULSS e dei comuni dell'altopiano. La speranza è quella che sia stato contenuto, perché si è agito in modo molto tempestivo nel fare i tamponi, nel fare l'isolamento fiduciario e così, e adesso dovrebbe procedere anche la tamponatura dei ragazzi e dei professori delle scuole medie, quindi la situazione dovrebbe in qualche modo essere, e speriamo essere, sotto controllo.